Missione molto complicata per il Lascari Cefalù che tra le mura amiche ospita il Rosmarino, prima forza del campionato di promozione siciliana Girone B. La partita con le immagini prodotte dal nostro Pietro Piazza inizia proprio con una palla gol costruita dagli ospiti. Qui il lancio lungo alla ricerca di Cangemi, va a vuoto, qui in uscita Fiducia, la palla esce davvero di pochissimo, a Fiducia battuto. Poi minuto 21, calcio di punizione, uno schema per Frisenda che riesce a battere il portiere cefaludese e porta in vantaggio la sua squadra, Antonino Frisenda. Il gol del 1-0, poi azione manovrata sulla fascia di destra ancora del Rosmarino, con la palla messa in mezzo, vanno a vuoto tutti, arriva sul secondo palo, Zingale sbotta, 2-0 per il Rosmarino, raddoppio della squadra in tenuta bianca. O qualche protesta per una presunta posizione di fuorigioco sugli sviluppi dell'azione del gol. Poi però ancora il Rosmarino che attacca con lo scatenato Cangemi che si presenta al limite, calcia col destro a giro, colpisce il palo in pieno, a Fiducia ancora una volta battuto. Poi ancora Cangemi che innesca una nuova azione d'attacco, il cross per Arcuri, colpo di testa tutto solo, sbaglia da pochi passi il numero 7 del Rosmarino che attacca ancora, un monologo della squadra allenata da Tomasi. Qui ancora Cangemi che si presenta davanti a Fiducia, bravo questa volta il portiere dell'Ascari Cefalù a tenere in vita i suoi, e saranno parate importantissime perché al 44esimo su questo cross dalla destra sbaglia completamente l'uscita di Pane. E allora arriva il gol da parte di Danny Mocciaro, chi se non lui a suonare la carica in casa Lascari Cefalù poco prima della fine del primo tempo. Nella ripresa per una ventina di minuti non succede nulla fino a questo break per vie centrali di Cicero, la palla ancora per Danny Mocciaro che si presenta davanti a Di Pane, lo batte e firma il 2-2, rimonta firmata Danny Mocciaro per un Lascari Cefalù che dimostra di non mollare mai. E al minuto 70 sugli sviluppi di questo calcio d'angolo un'occasione molto importante per arrivare addirittura al sorpasso, si salva la difesa del Rosmarino. Poi al minuto 72 se ne va a Cangemi che salta anche Fiducia, va a calciare nella porta vuota ma c'è Gatta ad opporsi e a dire di no. Poi ancora è il Lascari Cefalù che attacca con questa azione manovrata molto bella. Minuto 79, detta il passaggio del Nimocciaro, riceve, tenta la sforbiciata, c'è la parata in due tempi da parte di Di Pane ed è questa l'ultima occasione della partita. Finisce 2-2. Da Sportisili è tutto, alla prossima.